Se ami il calcio iscriviti al canale e lascia subito un bel mi piace. Ciao, benvenuti sul canale Superanale, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi live reaction di una partita sentita, difficile, tosta, soprattutto per quello che sta succedendo nelle ultime ore. Atalanta-Napoli, scontro diretto, prima contro seconda. Non avremo Kvaratskhelia perché ci fanno male i rini, perché c'è venuta una lombalgia acuta. Però ragazzi voglio essere fiducioso oggi perché siamo forti, lo stiamo dimostrando. E questo forse è il primo vero pericolo di questa stagione ed è anche il primo vero momento in cui possiamo dimostrare di essere effettivamente forti. Vai, speriamo bene perché è veramente una partita che vale 6 punti, neppure 3. Quindi un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e andiamo dentro con sta partita, non vedo l'ora. Dai Napoli! Dai, Guagliù! Dai! Mannaggia il Massi, tu quadri pallone li sbagli a te, tu che spaccini! Oh, mamma mia! Sai solo chi sta in mezzo all'area, no? Ti prego! Mamma mia Meret, mamma mia cosa ha preso Meret? Ma che cazzo? Ma sta solisso! Guarda l'espressione di Gasperini, forse... Gasperini, tu ne aveva solo un culo! Ci mette una mano, poi arriva De Miral, si salva il Napoli. Mamma mia, sta mrisciando malamente, sta mrisciando. C'è un controllo VAR sul tocco di mano di Osimhen, la possibilità al VAR e soprattutto a noi di capire se il braccio sia punibile o meno. Dalla prima immagine, quella laterale, il braccio è molto largo, bisogna capire come l'abbia preso, se l'ha preso direttamente col braccio, seppure c'è stato un contatto sul petto, adesso lo stiamo vedendo. Questi c'erano amici, questi c'erano rigore, è rigore, aiuto. Mannaggia la Maroscia. Sì, ma se non muovere manco pallone, che si c'è un rigore. La rivista Mariani. Rigore. Ce l'aveva che si muovere manco pallone. Indica chiaramente. Nasce. Dai Alex, dai. Ti prego. Si può andare. Lookman contro Meret. Ma là mi si sul bastardo. Mannaggia Maroscia, mannaggia Maroscia, mannaggia Maroscia. Segna sempre, sono 6 in campionato, 1-0 al Kevin Stadium. Ha calciato perfettamente sulla sua diagonale. Vabbè, non è successo niente, dai, siamo al 20esimo, non è successo niente, dai, per a me è uguale però, a me è uguale. Zielinski gioca corto con Elmas che la ridalla il numero 20, un'occhiata alla porta, cerca il cross, un secondo. Esultimo, Gasperini, fa così, o fa così, Gasperini, che ha processo, fa moccacchi de morto, mamma mia Osimhen, non vogliono malamente, quando cazzo è forte, pigliamilo, va, pigliamilo sto gol, carcobaleno, e poi uomo buono, ti amo, bravo Victor. Non c'è la chissà! Lozano sei proprio uno scarparo! Cioè sei proprio ignorante, gliela devi dare subito! Bravo, devi tacere, devi stare zitto, hai fatto falletne in doces! Sta on fire! Madonna Lozano! Lozano, ma tu hai cuogli proprio! Bella palla! Vai Osi! Vai Osi! Elmas! Sì! Proprio lui! Proprio lui! L'ho detto! L'avevo detto! Elif! Elmas! Sì! Elif, guardami negli occhi! E mi sblocchi! Dai Elif! Non ci voglio credere! Non ci credo! Elif! Elmas, na 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 na. Oh, ma ne fallo chi sta a poco rombacos da sta latrina. Finisce il primo tempo. Fine primo tempo, 2-1 Napoli, non siamo partiti benissimo anche perché l'Atalanta gioca e gioca pure bene, pure veloce. Però l'abbiamo ribaltata, ma attenzione, voglio nel secondo tempo perché sta partita è tosta. Dai! Benissimo Gasperini. Se non ha preso
Gasperini l'ha da pigliare solo in deep pack, Gasperini l'ha da pigliare. Si salva il Napoli. Mamma mia, guagliù, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, chi ci sta? San Gennaro, da sta porta stasera, chi ci sta? Ma Gasperini lo deve prendere più dentro del culo, cosa è che non ha capito Gasperini? Vuoi fallo? Mamma mia, da sto carna buttare come traso, va? Mamma mia, arancio giallo, ra. Tu c'era pure l'arresto, ma tu hai visto come è trasuto sta latrina? Mi sono va a fare che Bacarello, lo Zano, è qua? Ederson. Dallo Zano ha perso una palla mezzo campo, lo Zano. Fatela sia Napolitano, fa. In mezzo arriva Oilo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, meno male, meno male, meno male, ma troppi spazi stiamo lasciando, guarda qua, va. Mamma mia, mamma, guarda qua, va, ma questo sta sempre da solo. Elmas ha della benzina da bruciare, prova ad attaccare. È buona, dagliela! Pallone per Olivera. Simeone carica a destro. Maro, Ciolito, che ci hanno mangiato, Ciolo. Maronna, mi non mi ha chiuso sta partita, Ciolo, Maro. Mamma mia. Mamma mia, ci hanno mangiato. No, Ciolo, no. Bravo, bravo Poli, bravo, dai, contropiede, vai. Avanti, ma anche Demiral. No, ma su Demiral come si passa? Su cazzo di Demiral. 4. Mamma mia, 4 minuti di recupero, mamma mia, mi fai il tuo sangue fino all'ultimo. Organizzarla Ma guarda là, per quando non l'hanno pigliato, vi prego, chiudiamo. Ma no, vi prego, chiudiamo. Mamma mia, Kim, un muro, un armadio. Vi prego, chiudete questa azione, vi prego. Mamma mia. Mamma mia, è pure nostra. Zapata. Torni in panchina. Vai in panchina, Zapata. Sedere. Via. Ma no, piamoci sta palla, vi prego. Mi sto mangiando tutto l'ogno, vi prego. Avamocca! E voglio tu stesso compagno tuo! Ngapa! Godo! Avamocca! Altri 3 punti! Avamocca! 3 punti a Bergamo, muti! Gasperini, ti sta zitto! Devi accusare però in maniera muta, zitto, muto, altri 3 punti. A faccia che riceveva, non ci sta Kvaratskhelia. A Pamuk, a faccia che riceveva, vediamo adesso il Napoli cadrà proprio a Bergamo. A Pamuk, a faccia che riceva, vabbè, ma adesso dopo la sconfitta di Liverpool, il crollo. A Pamuk, 3 punti a Bergamo. E chi la decide proprio lui. Bovenarir Elmas, guardami negli occhi e dimmi che mi sblocchi. Dai! Sempre forza Napoli, poi ci vediamo in un prossimo video. Sfunato sul video live.